Mille colori del Lazzaro Felice, abbiamo cercato di raccontarlo in tante declinazioni e dopo vi racconteremo con chi abbiamo voluto condividere questo viaggio e questo racconto. Al tavolo, accanto a me e a Carmine Mone, che condividiamo la direzione per il quinto anno di Rock, la mostra internazionale sulla musica e i suoi linguaggi, ci sono degli ospiti straordinari per dovere di paternità del PAN, perché il PAN fa parte dei beni meravigliosi del nostro comune, perché noi vogliamo bene il nostro comune, lo diciamo, facciamo un applauso con molto affetto. Potremmo dire quasi che il nostro Nino Daniele, l'assessore alla cultura, è il terzo elemento di questa nostra triade che costruisce la mostra. Istituzionalmente è molto vicino, ma anche, devo dire, affettivamente molto vicino. Con lui abbiamo costruito anche i percorsi del Maggio dei Monumenti dedicati a Pino e anche la docu-fiction per la RAI, di cui parleremo tra pochissimo, ma è un piacere davvero che il Maggio dei Monumenti possa aver fatto da anteprima, da antipasto a questa mostra, che è in assoluto finora la mostra più ampia dedicata a Pino Daniele in Europa e nel mondo. Condividiamo questa presentazione con Mrs. Jane Ritter, responsabile delle attività didattiche degli Stanzi. Viene anche invece di Mr. Simon Creasy, che è in Inghilterra attualmente, che l'anno scorso è stato presente alla conferenza stampa. Loro avranno delle attività il sabato mattina di cui ci parlerà, dedicate proprio agli inglesi su Pino Daniele e i Pink Floyd, tra pochissimo ne parleremo.